dopo questo servizio la linea va in Veneto al collega Paolo Zeriali per notizie e aggiornamenti relativi all'Alto Adriatico. Bene, allora siamo con l'assessore Daniele Stivale, esponente appunto della Lega Nord, che naturalmente avrà molto da replicare al sindaco di Silea. No, guardi, la strumentalizzazione politica che c'è stata in questo periodo, noi come giunta regionale abbiamo deciso di cedere il passo, nel senso che noi ritenevamo e abbiamo ritenuto e siamo ancora convinti che un'ospitalità diffusa, cioè di un profugo ogni 2000 abitanti, cioè secondo quello che è l'accordo Stato-Regioni fatto 2 mesi fa, sia la cosa migliore anziché creare dei ghetti con diversa gente. È ovvio che quando ci arriva dal Dipartimento Nazionale le 2 corriere, cioè il centinaio di persone contemporaneamente, c'è bisogno di un luogo di smistamento che stiano un giorno o 2 per poi andare a portarli dove c'è la disponibilità. Se neanche questa cosa è possibile, ha fatto bene ieri a ritirare la disponibilità della Regione del Veneto a gestire il problema e a demandarlo direttamente al governo nazionale, quindi al commissario nazionale che è il prefetto Gabrielli, e ai prefetti poi nel territorio, che in particolare per il Veneto sarà la prefetto Lamorgese. Cosa significa questo? Che i comuni, gli piaccia o non gli piaccia, li vogliono o non li vogliono, se il prefetto decide di portarli, glieli porta, punto. Si potrebbero utilizzare le caserme, per esempio, ci sono tante caserme diciamo dismesse ma ancora funzionali, insomma. Ma comunque... a monte, io sono perfettamente d'accordo, a monte c'è stato un errore madornale, il buonismo che c'è stato anche ahimè, nel premier Berlusconi come nel centro-sinistra, nella gestione che ha obbligato Maroni a gestire così poi la vicenda, senz'altro se noi la gestivamo attraverso il canale dell'esercito e attraverso, se occorreva come ammortizzatore, il canale delle caserme mezze vuote, non ci sarebbe costato in alloggio dal punto di vista economico, e dal punto di vista del vitto tutte le caserme hanno una mensa, quindi ci sarebbe costato molto meno la cosa e senz'altro meno impattante. Ma purtroppo questa è un'altra storia. Per il futuro, finché continua questo buonismo e anzi ci attaccano perché dicono che abbiamo perso le elezioni, tenetevi gli immigrati che vivano bene. Ecco, però questa situazione del Nord Africa ha inciso negativamente anche sul piano diciamo elettorale, ha creato un po' di confusione? No, nell'elettorato Lega, guardi, io se andate a vedere le elezioni comunali, qualsiasi annualità, l'anno scorso, 2 anni fa, quindi anche negli anni buoni, è sempre stato così. La Lega alle comunali ha questo calo che è fisiologico. Ovviamente nelle città grosse è stato anche il caso Rubi, il Berlusconi, gli immigrati, la guerra in Libia a creare problemi. Centri minori, insomma, nei centri minori è fisiologico, per cui non è così drammatico, anzi vedrete che quando è il momento della politica la Lega viene fuori. Bene, io ringrazio l'assessore Stivale, che avremo certamente modo di risentire anche in futuro, insomma, visto che comunque questi problemi sono sempre molto caldi. Ed ora